Scusami, Tose, ma se d'ore che tento di farti una piega una signora de A, cade i cabelli inguardabili, impossibili, più che una piega se una piaga. Capisco. Gianpiero, quanto devo stare sotto il casco per diventare più bella? Per sempre, per sempre. Cosa ridi tu? Ah no, perché se mi fai veloce che stasera devo andare a un compleanno e magari ne approfitto. Per diventare bella. È bellissimo, Ma più bella bello. di così, amo. Ma cosa vuoi diventare? La Venere di Milo? La Venere di Milo. Sì, altro che Venere, questo non arriva neanche alla sopa di sera. Cosa ridi tu? Sì. Comunque da sta parte i problemi che pensa Jean-Pierre, perché ricordati, i problemi se come i cabelli, o te vede un taglio o te incatena. Bravo Gianpiero, bravo Gianpiero. Senti che capivo una festa di compleanno stasera. Dai. Sono tanto curioso di vedere a faccia di festeggiata qua vedrà il regalo del marito. E che regala un can grande così. Oh, che belli i Ah, cagnolini. mi adoro i cani, Sì. guarda, dico sempre, l'affetto che ti dà un cane non ti lo dà neanche un cristiano. Bravo. Guarda, io ho sempre pensato che se fossi costretta a scegliere tra un uomo o un cane in casa, io sceglierei sempre il cane. Dai. E purtroppo però non sono mai stata costretta a scegliere. Immaginavo. Però un cane bellissimo. Dai. Un po' particolare perché è una Lannoma femmina. Una Lannoma Ma femmina. esiste femmine dei cani, sa? Sì, la mia è calda, morbida e tenera. Si chiama Merinos. La lana Merinos. Ah, porca. Oh, Chateau, guarda, non posso trattare mai i clienti, insulti a te. Va a fare un corso di sudo con una bomba alla metà, no? Comunque Tose bisogna che femo presto, bisogna che femo presto, se dovete andare a queste feste di compleanno bisogna che femo presto. A parte che mi sono qua vicino, sono in centro a est. Sì, no, anch'io. Anche te? Sì. Beh, ma mi so a casa dei amici che ha un attico proprio nel centro storico. Come me. Sì, ma i miei ricchi di famiglia. Anche i miei? Cioè, i suoi di lui erano avvocati. E i suoi di ella notai. Oh, Chateau, te sì. trovi anche là. No. Siamo alla stessa festa? Ma te una cosa ti vesti allora? Che In che senso? No, che non ci vestiamo uguali, che maschera ti metti? Ma non che sei una festa in maschera. Sì, mi hanno detto che è una festa in maschera. Ma no, devo parlare stamattina con festeggiata, no, sei una festa in maschera. Solo a me hanno detto di mettere la maschera. Niente di più facile. Per fortuna perché mi fa tanto paura a me le maschere. Ah. Io sono una piena di paure, le ho tutte le paure. Ah, sì? Ho la paura degli arachidi, l'arachnofobia, ho la paura dei clown, la clownstrofobia. Mica ho paura che prima o poi mi parte una sciaffa. Che è sciafofobia. Ah, sì, anch'io ce l'ho e ho paura del buio. Io dormo sempre con la lucetta accesa. Dai. Ah sì, ho paura del mostro sotto il letto. Guarda che secondo me in camera tua c'è il mostro sotto il letto che ha paura di te. Cosa ridi tu?